Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il nostro terzo appuntamento degli appuntamenti di Liguria Food Ambassador. Sono incontri promossi da Agenzia in Liguria, quindi la DMO dell'assessorato regionale al turismo della Liguria, per favorire l'incontro, l'interazione e anche il confronto tra produttori delle 3 DOP liguri, quindi olio, basilico e vino, e operatori del mondo Horeca. Bene, mondo Horeca, sapete tutti, hotel, restaurant, caffè. Questa è la definizione classica, diciamo l'acronimo che va a distinguere, diciamo, gli attori che fanno parte dei consumi fuori casa. Ma magari non è più così. Ed è per questo che oggi cominceremo intanto a investigare nella prima nostra relazione, e faccio una premessa, non vuole essere un confronto frontale con voi. Quindi se avete delle domande, degli interventi, cerchiamo di dialogare. Oltretutto non siamo una marea, quindi possiamo anche permetterci un confronto che magari è anche più utile anche per voi. Allora, intanto mi presento, io sono Carlo Vischi, mi occupo di agroalimentare da diversi anni, attualmente sono responsabile food and beverage del nuovo Postal Market e vi presento subito il nostro primo relatore. Allora, Febo Lendini. Febo, se vieni qui al centro del palco con me. Allora, Febo arriva da Buonasera. Piacenza, e responsabile tutor del Master di Trade Management della Lewis Business School. Si occupa di beverage dal 1800, immagino, soprattutto di distribuzione, e con Febo andiamo molto ad analizzare quello che vi ho appena accennato, ovvero il canale Horeca è ancora quello dei consumi fuori casa. Prego, Febo. Intanto buonasera, buon pomeriggio, grazie di essere qui perché la giornata effettivamente invita ad andare da qualche altra parte, non in una sala conferenze. Però cominciamo un attimo a inquadrare che cosa è successo. Intanto siamo cambiati noi. La domanda in termine tecnico è cambiata. Ok. La domanda, in quello che in economia si chiama domanda, cioè noi, nel caso dell'Horeca, siamo cambiati. Stiamo più attenti, abbiamo uno stock di diffidenza nei confronti del prossimo, cerchiamo i percorsi di sanificazione all'interno dei punti vendita, tutto sommato ci fa anche piacere vedere il cameriere con la mascherina, cioè è cambiato il nostro modo di relazionarci con gli altri e in parte anche le nostre richieste nei confronti dei punti vendita. Le prime volte alla riapertura dopo il primo lockdown, una delle lamentele più grosse che veniva fuori dalle indagini, tra l'altro c'è una bella realtà che poi Carlo conosce molto bene, che è Data Appeal, misura seguendo una serie di parametri quantitativi la soddisfazione del cliente. Uno dei problemi più grossi era il tempo di attesa, perché evidentemente per servire in tavola prodotti seguendo il protocollo anti-Covid un po' di tempo in più occorre e questo creava dei problemi. Oggi a tutto questo, tutto sommato, ci siamo un po' abituati. Diventa quasi normale presentare un documento per andare a mangiare qualcosa. Dà fastidio, ma un po' meno di 8 mesi fa. Quindi noi siamo cambiati. Ci siamo abituati al delivery, ci siamo abituati al take away. In parte ci siamo abituati all'e-commerce, ma di questo poi ne parliamo un attimo con Carlo, che qualche numero magari ce lo può dare. Vi posso dire molto banalmente che Tannico, anche quest'anno, nonostante sia arrivato a 38 milioni di euro di fatturato, ne perde 2 di conto economico, quindi mangia cassa. Non sono 2 prima degli ammortamenti, sono 2 persi. Ecco, quindi sta mangiando cassa. Un problema non banale. Però noi ci siamo abituati a gestire sta roba. È cambiata anche l'offerta, perché se cambia la domanda cambia l'offerta. Cos'è l'offerta? L'insieme dei punti vendita, delle modalità meglio con cui tante altre persone sono decise a soddisfare le nostre nuove esigenze. Il delivery, il take away, il click and collect, perché no? La possibilità di ordinare, poi me lo consegni in un locker, in un posto e vado a prenderlo. Non lo so, sul wine livery tu qualche numero ce l'hai, no? Mi pare. Non ero subito pronto per darvelo, ma eccolo qua. Allora, Wine Livery, quando prima si parlava di nuovi attori del canale Horeca, chi di voi conosce Wine Livery? Nessuno, ok. Allora, è una piattaforma che è iniziata con il payoff, vi portiamo il vino in 30 minuti a casa vostra. Sono iniziato a Milano, adesso sono in quasi tutte le grandi città italiane. Oltre al vino hanno iniziato a vendere altri prodotti e hanno cominciato a vendere prodotti anche esperienziali di consumo, quindi vi regaliamo, vi vendiamo, che ne so, il box dell'aperitivo, eccetera.
mi hanno dato il dato, per esempio, sui vini liguri. Allora, sul mercato ligure mi dicevano che i vini liguri sono il nono posto dei consumi. Quindi sulle regioni italiane la Liguria sul consumo interno ligure è al nono posto, con il primo vino venduto che è il Vermentino con il 43% dei vini liguri venduti in Liguria. Mentre a livello nazionale, quindi su tutte le altre regioni, la Liguria è penultima, però è davanti al Molise. Non sto parlando in volumi, sto parlando in importanza di ordini, perché ovviamente ogni regione ha numeri di abitanti diversi, eccetera. Però in questo caso il Vermentino passa al 63% all'interno dei vini liguri venduti, però è penultima. Quindi voi in Liveri abbiamo preso questa perché è la prima con cui siamo riusciti ad avere i dati e la dimostrazione di un player del canale Horeca, perché come vi dicevo, nel momento in cui voi vi comprate per casa il kit per l'aperitivo, di fatto portate un'esperienza di consumo a casa vostra, ma è assimilabile a un'occasione di consumo fuori casa, e uno di quei tanti nuovi player che sono entrati nel mondo Horeca, che rimarranno nel mondo Horeca e che è necessario andare a presidiare, proprio perché rappresentano volumi interessanti di vendita. Ecco, quindi abbiamo nuovi attori, nuovi modi di soddisfare la domanda di fuori casa, che non è più legata a un posto, ma è legata a un'esperienza. Quindi molto semplicemente, in termine tecnico si chiama homing, la riscoperta di casa come luogo in cui fare fuori casa. Per cui abbiamo visto il delivery, abbiamo visto l'e-commerce che in questo momento nell'ultimo quadrimestre 2021 AIRAI dice sta scendendo, è d'accordo, c'è stato un boom prima. Abbiamo le dark kitchen, cioè di fatto dei container con dentro una cucina professionale che si limitano semplicemente a fare pasti che poi vengono consegnati a domicilio oppure all'interno degli uffici da personale addetto, i ciclofattorini, rider, chiamiamoli come vogliamo. Quindi si sta sviluppando un modo diverso di intendere l'Horeca, si allargano i confini del mercato, si allargano di molto, ma la grande sfida è organizzativa, e cioè se si allarga il confine del mercato, organizzativamente come posso fare per soddisfare questo nuovo confine, per soddisfare questa nuova domanda che c'è. Vi faccio un altro esempio, NutriBiz era una startup, oggi è un'azienda che di mestiere prepara piatti, prepara pranzi, cene, prepara pasti basati sulle caratteristiche dei suoi clienti, cioè chiede al cliente inizialmente gli allergeni, che tipo di lavoro fa, che cosa fa nella vita. Questi dati vengono presi da una serie di nutrizionisti e sulla base del racconto del cliente vagliato attraverso il nutrizionista vengono proposti una serie di pasti bilanciati che ti accompagnano per tutta la settimana e che ti vengono recapitati a casa. Certo, NutriBiz è una cosa ancora piccola, però ha fatto l'accordo con tutto Sky e quindi il grattacielo a Milano dove Sky ha i suoi dipendenti, quelli che non sono in smart working, questi se vogliono mangiare non vanno più in mensa ma semplicemente c'è l'accordo con NutriBiz. Sono tutti attori di volumi relativamente piccoli, ma sono tutti attori che resteranno. Quale? Non lo so, ma la forma resta. Questo significa che allo stagno, alla beverata, c'è più gente a fronte di un'acqua che per il momento è leggermente diminuita. Tornerà come prima, neanche quest'anno tornerà come prima, ma tornerà come prima, probabilmente ricomincerà a crescere, ma avremo più attori. Allora cambia la domanda, cambia l'offerta. Vi faccio un altro esempio, l'ultimo. Prendiamo un albergo, Fresco Frigo. Fresco Frigo che cos'è? È un frigorifero che è collegato a un'app, la quale a sua volta è collegata a una carta di credito. Per cui questo frigorifero viene rifornito costantemente dagli addetti di Fresco Frigo e consente al cliente che ha scaricato l'app, in qualunque posto sia, perché l'app è unica, in qualunque posto sia, di accedere a pasti, a beverage, a elementi di food molto, molto particolari, molto ricercati. Voi capite che una cosa del genere, per esempio, installata nel corridoio camere di un albergo
o addirittura nella hall di un albergo, consente di allargare lo spazio, consente da un lato, se è il corridoio camere, magari se non sono un 5 stelle lusso, di smetterla di andare a rifornire i frigobar. Pratica alla quale tutto sommato gli albergatori si erano un po' affezionati con la scusa del Covid, non posso rifornire perché le bottiglie non sono sanificate, sai cosa c'è? Che adesso mi farebbe un po' dispiacere dover tornare indietro a rifornire frigobar per frigobar. Magari con questa roba qua la gestisco meglio. Ma provate a immaginare cosa potrebbe dire una hall e trasformare il complementary di un hotel, quindi quando entri semplicemente c'è il cameriere che ti domanda il caffè oppure trovi il bollitore dell'acqua con le cialde lì vicino e diventa complementary, io a questo punto ti dico guarda, stai qua finché vuoi, mi dai 5 euro, recito a soggetto, questi 5 euro ti danno diritto a utilizzare fresco frigo quando vuoi, così non ho neanche il cameriere che dopo un po' che ti vede lì seduto, che stai facendo i tuoi fatti, viene a chiederti ma ha bisogno di qualcosa? No, ti alzi, vai e se non finisci i 5 euro da me, in qualunque altro albergo della mia catena o dove c'è fresco frigo, puoi tranquillamente utilizzarlo. Ecco che la hall di un albergo può tornare ad essere una agorà, una grande sala riunioni a disposizione del cliente, per esempio. Però dico, vabbè, cambiata la domanda, cambiata l'offerta, cambia il prodotto, perché se no ho un elemento che non torna. E qua il prodotto diventa non più un prodotto fisico, ma un prodotto esperienziale. Dobbiamo cominciare a vedere il nostro prodotto non più come un liquido giallo nel caso dell'olio, come delle foglie verdi nel caso del basilico o come un liquido rosso, bianco o rosato nel caso del vino. Dobbiamo cominciare a vederlo come un condensatore dei saperi del territorio. Dobbiamo cominciare a pensare che in realtà quell'olio è fatto, è diciamo una sineddoche organizzativa, è un condensato, una proxy, un segno che sta al posto delle mani che l'hanno raccolto, delle mole, dei gumbi che l'hanno pigiato, della bottiglia che è stata imbottigliata, della carta e di un sapere che viene tramandato di generazione in generazione da anni, da centinaia, da secoli in alcuni casi. Ecco, questo è quello che deve diventare il nostro prodotto. Attenzione, e poi qui vi lancio lo stimolo e poi passo la parola. Attenzione perché quando si parla di prodotto esperienziale, sì, vi racconto questa storia e tutti quanti dicono ah, ok, storytelling, ok, comunicazione, ok, fin qua niente di nuovo. Premesso che di nuovo ce ne sarebbe già parecchio qua, però se il prodotto non è più un prodotto fisico, ma è un'esperienza che viene raccontata, voi capite che in realtà il prodotto fisico non è altro che un feticcio merce che sta al posto di un servizio. Questo servizio di racconto, questo servizio di trasmissione culturale di una serie di saper fare, una serie di saperi che noi conosciamo, che voi conoscete molto bene. Che influenza ha questa roba sul conto economico? Perché a questo punto il ricavo non è più solo prezzo per quantità, che è riferito al prodotto merce, ma è sì prezzo per quantità perché è un bene fisico, lo vendo, ma è anche dato dal corrispettivo di un servizio. La vendita di un prodotto non è più uno spostamento di atomi da un magazzino a un altro e dal magazzino alla tavola del cliente, dalla tavola del cliente allo stomaco del cliente, poi da qualche altra parte, ma ci fermiamo allo stomaco. In realtà è un trasferimento di servizi di copertura del territorio, di ponderata del territorio, di soddisfazione del cliente, di trasmissione di culturale. E questi servizi dovrebbero avere nel conto economico una voce a parte, lato costi e lato ricavi. Per cui a me distributore, per esempio lo sconto quantità, non è più uno sconto che va caricato sul prodotto, ma è la corrisponsione di un servizio che io faccio, perché più compro più vendo e quindi se più vendo aggiungo servizi per la gestione di questo nuovo prodotto esperienziale. E io produttore, nel momento in cui vendo questo prodotto, in realtà vendo una parte dei miei saperi. E quindi è giusto che io non li anneghi completamente nel prodotto, anche se per l'industria il prodotto
è un condensato per l'appunto di saperi, ma devo sapere che una parte dei miei ricavi di prodotto non saranno tutti imputabili al prodotto, perché una parte dovrà remunerare i servizi del mio distributore, che a sua volta dovrà remunerare i servizi del ristoratore. Quindi capite che il salto da prodotto fisico a prodotto esperienziale non è semplicemente un'astrazione filosofica, ma ha importanti impatti sulla modalità di valutazione e sulla modalità di costruzione del reddito. E qui si apre il grande tema dei dati, perché se io ti pago un servizio, tu a questo punto una parte dei dati me li devi dare indietro. Come è andata a finire la mia esperienza? Benissimo, ti metto a disposizione questi dati in base a una serie di contratti di livello di servizio sulla base dei quali decidiamo qual è il prezzo di questi dati, d'accordo con il cliente finale, ovviamente. Ecco quindi che voi capite che il passaggio non è solo il racconto di una storia, il racconto di qualcosa che voi sapete e che già fate fatica a trasferire, ma è un nuovo modo di intendere il modello di business, è un nuovo modo anche di contabilizzare, di creare le proxy di valutazione delle mie performance economiche, è un modo diverso di allocare le poste sul conto economico tra costi e ricavi, di questo stiamo parlando. Quindi i passaggi sono molto importanti, sono molto interessanti, anche perché qui per esempio, e vi lascio con questa ultima suggestione, poi avremo tempo magari un giorno di approfondirla meglio, pensate alle competenze. Noi oggi diciamo che le aziende sono basate sulle competenze di una persona. È vero, però se ci fate caso, quando poi si arriva in fondo del personale percepiamo i costi. È il costo del personale. La valutazione della competenza della mia persona si trasforma in costo del personale. Roba completamente diversa di quello che fanno le squadre di calcio, dove la competenza del giocatore va a stato patrimoniale. E quindi capite che anche qui, se io mando le competenze a stato patrimoniale, il costo del personale è l'ammortamento di quelle competenze e i corsi di formazione diventano il reintegro del valore delle competenze del mio personale. E cambia anche qui la configurazione dello stato patrimoniale. Quindi, e adesso mi fermo, ma questo solo per darvi accendere dei fari su concetti che riteniamo molto acquisiti, molto banali anche per certi versi, ma che in realtà, se approfonditi un attimo, consentono a tutti noi di aprire nuovi modi di intendere l'impresa alla luce di come siamo cambiati noi, perché siamo partiti da quello, e da come sono cambiati i bar, i ristoranti, le pizzerie e anche gli altri attori del nostro ecosistema. Ecco, questo era, secondo me, il passaggio che mi interessava lanciarvi. Grazie. Grazie a te Febo. Allora, facciamo proprio gli applausi, giustamente deve essere una cosa formale. Vabbè, allora abbiamo cominciato a darvi qualche spunto su come cambia lo scenario del panorama Horeca, perché appunto il tema degli incontri è produzioni di OP e canale Horeca, ma che cos'è il canale Horeca? È importante cominciare a capire che è un panorama in fortissima evoluzione. Bene, proseguiamo. Febo ha quasi ultimato il suo intervento parlando anche del tema dell'esperienza. Allora, intanto Lidia Marongio, se vuoi accomodarti qui sul palco, qui che sei illuminata meglio, mi hanno detto, così brilli ancora di più. Perfetto. Lo zippino per le slide, chi ce l'ha, chi ce l'ha, chi ce l'ha? Adesso te lo danno dalla regia. Intanto comincerò a presentarvela. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato di food e di Horeca adesso. Lidia rappresenta la parte più legata al mondo del turismo, difatti lei si occupa di destination marketing, che tradotto vuol dire appunto il marketing dei territori. Siamo più vicini al mondo del turismo. Ti ringraziamo perché hai fatto un sacco di strada per arrivare qua, perché è arrivata da Ravenna, quindi l'applauso se lo merita dopo, doppio. E a te la parola e poi andiamo avanti. Vi raccomando una cosa, se c'è qualcosa e volete intervenire, alzate la manina e parliamo insieme, perché è meglio se il confronto, se no poi vi interroghiamo noi ed è peggio, insomma.
Grazie Carlo. Allora, intanto, essendo la parte, diciamo, turistica di questo workshop, mi permetto di fare, diciamo, due introduzioni al workshop stesso per quanto riguarda il ruolo dell'Agenzia di Promozione Turistica in Liguria nell'organizzazione di questi workshop. E anche perché proprio l'argomento, il focus del mio intervento è proprio che cosa c'entra il turismo con questi argomenti che stiamo trattando adesso. Allora, l'Agenzia di Promozione Turistica è un'agenzia che si sta trasformando sul territorio, che sta acquisendo nuove priorità e anche, come dire, nuovi obiettivi e nuove funzioni. Infatti, oltre ad occuparsi di promozione turistica, ha assunto, diciamo, una delega che chiamiamo appunto di marketing territoriale. Quindi marketing territoriale vuol dire ampliare un po' l'orizzonte dell'intervento sul territorio ed occuparsi non solo del marketing turistico, quindi di una creazione di un prodotto e del guardare un flusso, ma anche a una valorizzazione più ampia del territorio. Alcuni potrebbero dire magari questo lo si faceva anche prima, ma in realtà cambia diciamo qualche aspetto. Allora, io mi occupo di destination marketing, cioè che cosa facciamo? Siamo un'agenzia di comunicazione di marketing che segue la destinazione Liguria ormai da diversi anni con diversi progetti e ci occupiamo di creare in alcuni casi il prodotto stesso, ma in alcuni casi ci occupiamo di tutte quelle attività organizzative che servono a trasformare le risorse in prodotti vendibili, in esperienze attraenti e comunicare queste esperienze nei mercati e alle persone potenzialmente interessate. Pertanto un lavoro che abbiamo la fortuna di fare per territori e destinazioni molto diverse. La Liguria è un esempio, ma lavoriamo moltissimo anche in Emilia Romagna, in destinazioni molto complesse, sul quale intervenire con metodologie innovative come ad esempio la città di Rimini o la destinazione di Cesenatico, di Ravenna, oppure anche territori complessi perché rappresentano solo entroterra, come ad esempio è l'entroterra di Rimini con tutta la valle del Savio. E ci sono alcuni punti, ditemi voi come devo cambiare, dove devo puntare, da questa. Ok, te, grazie. Alcuni punti in comune, diciamo, in tutto il lavoro, sul quale, come dire, vorrei richiamare un po' la vostra attenzione, ripartendo un po' anche da un concetto molto importante di cui ha parlato Febo prima, dove ha detto, dice che al di là dell'avere un prodotto particolarmente valido, prima che questo prodotto si trasformi in un'esperienza e sia attraente per il cliente e il mercato, ci vuole un grandissimo lavoro. Ecco, questo è molto valido anche nel marketing turistico e nel turismo in generale. Infatti, nel turismo, così come nel marketing territoriale, abbiamo a che fare con una materia prima che è il territorio. Ora, guardate, io lavoro nel turismo da 22 anni e ho partecipato a una miriade di convegni e di incontri pubblici e ho sentito assessori al turismo che fossero della Liguria, dell'Emilia Romagna, del Molise, della Campania, della Basilicata e della Puglia dire esattamente questo. Noi abbiamo un territorio che non ha niente da invidiare agli altri, abbiamo tutto, abbiamo il mare, la montagna, l'enogastronomia, un patrimonio artistico e culturale che ci invidia il resto del mondo. Ora pensate a questa frase qui e pensate a quale assessore al turismo delle 20 regioni italiane può non avere il diritto di fare questa affermazione. Tutti. Ma tutti hanno un territorio e tutti hanno delle risorse, ma non tutti sono destinazione. Destinazione turistica è la trasformazione di una risorsa, di una materia prima che è territorio con tutta una serie di asset, ma avere un territorio e avere grandi risorse, avere grandi monumenti, avere grandi produzioni DOP, avere un grande patrimonio enogastronomico, avere un bellissimo mare, non fa di questo
di per sé un attrattore turistico, una destinazione. Ci vuole dell'altro, molto altro. Però adesso cerchiamo di capire qual è il legame tra il parlare di prodotti DOP, di come valorizzare i prodotti DOP e di come valorizzarli in chiave turistica. C'è una definizione che molti di voi conosceranno, che gira ormai da parecchio tempo, esattamente gira dal 2003, quindi stiamo quasi a 10 anni, 20 anni che gira questa frase, che dice che il turismo del food, che poi noi in Italia traduciamo più o meno correttamente come turismo enogastronomico, è, come dire, l'atto del viaggiare per, come dire, gustarsi e sentire il gusto di un posto, di un luogo, per riuscire a capire il senso di quel luogo. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso il gusto, attraverso le degustazioni, attraverso il mangiare i prodotti tipici di un territorio, si percepisce la vera essenza di quel luogo, l'autenticità, l'identità, l'unicità. Se vuoi conoscere un posto, devi mangiare quello che quel posto produce, trasforma e serve, altrimenti ne avresti una conoscenza molto molto superficiale. E questo è esattamente il legame forte tra il food e il turismo. Il fatto che noi conosciamo attraverso i cibi. Io ragazzi non riesco a... Ok. E questo ci porta ad un altro concetto molto più ampio, cioè il considerare il fatto che il turismo enogastronomico non è un turismo, come dire, di chi ama mangiare. Il turismo enogastronomico fa parte, anche nelle categorie di analisi, del macro settore più ampio che è quello del turismo culturale, perché il cibo è innanzitutto e al di là di tutto cultura, e la cultura è soprattutto conoscenza. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo accrescere il turismo, non è che dobbiamo fare dei piatti più buoni, dobbiamo saperli spiegare meglio. Dobbiamo aumentare la parte di conoscenza che c'è in quel prodotto, non solo la parte di materia prima che c'è in quel prodotto. Apprezzi se conosci, distingui il gusto se sai. Tant'è vero che, avessimo dei dubbi su questo, il 60% dei turisti enogastronomici, quando visita un territorio, è interessato a tutta una serie di altre experience e attività di tipo culturale. Il turista enogastronomico è lo stesso che va, nella maggior parte dei casi, 60%, alle mostre d'arte, gli piace il design, ama i concerti, ama la musica. C'è una strettissima connessione tra questi due segmenti. Non sono separati. Quindi non pensate a un turista enogastronomico che è separato da un turista culturale amante delle città d'arte. Il 60% di queste persone somma i due interessi. E quando parliamo dell'industria del turismo su un territorio, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema. Quindi quella parola tanto anni 80, anni 90 che girava nei convegni, no? Che quando si cercava una soluzione per le strategie turistiche bisognava dire bisogna fare sistema. Ecco, al di là di percepire fastidio quando sentiamo questa parola, in realtà oggi più che mai il marketing turistico è un fatto di sistema. Perché se voglio fare marketing turistico e trattare con il food, dovrò andare a parlare con i produttori, dovrò andare a parlare con le cantine, dovrò andare a parlare con i consorzi. Ed ecco perché è in questo modo che mondi totalmente lontani e distinti hanno bisogno di parlarsi, di lavorare insieme. E di che cosa hanno bisogno per lavorare insieme? Di condividere conoscenza.
perché la conoscenza del prodotto, della qualità del prodotto risiede da una parte, ma la qualità e la conoscenza sulla richiesta della domanda, su che cosa vuole un turista, sta da un'altra parte. Da chi si misura tutti i giorni rifacendo le camere e accogliendo gli ospiti dei diversi mercati nazionali e internazionali. Ed è con loro che bisogna parlare per capire quali sono le esigenze, le domande, i bisogni e le richieste delle persone che arrivano a fare esperienze turistiche. Quindi stiamo parlando di un sistema fatto di tantissimi soggetti e nessuno è escluso. È un sistema ampio che coinvolge il soggetto pubblico e il soggetto privato. Guardate, da qualche anno, diciamo 5-6 anni, nel turismo c'è una parola che è entrata ormai nel linguaggio comune, è DMO o DMC, è un acronimo, sta per Destination Management Organization. Le DMO sono delle strutture, delle entità con una forma giuridica più svariata che si occupano della gestione e organizzazione del territorio in chiave turistica. Ma che cosa sono la traduzione a tutti gli effetti? Sono l'accordo e la collaborazione tra sistema pubblico e sistema privato nella gestione di una destinazione. Quello che abbiamo auspicato che avvenisse per anni e non avveniva mai. Ok? Altra cosa molto importante, un altro dato che ci dà una bella notizia e che ci dà una bella informazione per sviluppare il business. Il food tourism è trasversale a tutti i turisti e tutti i turismi. In ogni caso, anche se la motivazione di viaggio è distante dal turismo enogastronomico, comunque l'esperienza del food and wine è altamente significativa anche per quella tipologia di turisti. I turisti spendono circa il 25% del loro budget delle vacanze in cibo e bevande. Arriviamo a 10 punti percentuali in più nelle destinazioni invece più costose. Altra cosa, ci sono studi e studi universitari che cercano di interrogarsi su qual è la formula magica per fidelizzare il turista a una destinazione. Cioè, come si fa oggi a fare in modo che il turista torni in quella destinazione e non sia sempre attratto da nuovi luoghi, nuove esperienze, che ci sia una fedeltà? Ecco, ci sono alcuni studi che hanno dimostrato che l'esperienza del cibo e il legame con il cibo tende nel tempo a fidelizzare il rapporto del turista con il territorio, con la destinazione stessa, aumentano la probabilità che il turista torni nella destinazione. E soprattutto l'80% afferma che le scelte enogastronomiche, le esperienze del cibo hanno un'influenza incredibile sul livello di soddisfazione generale della propria vacanza. Quindi i vantaggi del turismo enogastronomico, del food tourism, come lo stiamo chiamando usando il termine anglosassone, sono tanti, sono questi 10, io ve li lascio qua, non vi voglio annoiare a ripeterveli tutti, però ce ne sono alcuni particolarmente significativi. Allora, darei per scontato, no? La valorizzazione delle produzioni agricole, il vantaggio per l'economia locale diffusa, la sostenibilità ambientale, ma ce ne sono altri che sono particolarmente significativi. Uno, i flussi all season. Quando c'è la motivazione di viaggio legata al cibo e all'enogastronomia, difficilmente c'è una stagionalità. Anzi, si tende a viaggiare per interessi legati all'enogastronomia proprio nei mesi cosiddetti di spalla. Allora questa sarebbe una strategia per quella cosa orribile che gli assessori chiamano destagionalizzazione, la parolaccia più pericolosa del turismo, perché non si destagionalizza assolutamente nulla. Non venderete mai il mare di Rimini a dicembre, perché a Rimini a dicembre fa freddo, il mare è orribile e si va al massimo a correre. A Rimini a dicembre vendi il museo d'arte, vendi Fellini, vendi il cinema Fulgor.
ok? Quindi non si destagionalizza, si crea un prodotto adatto a quella stagione. Un altro dei concetti più importanti, dei vantaggi più importanti è che il never ending tourism generato dal food tourism, vale a dire che se voi avete conosciuto un prodotto tipico di un territorio, probabilmente quel prodotto continuate a consumarlo a casa, lo ordinate su online, trovate strumenti, trovate canali per continuare ad acquistarlo e a consumarlo. È lì che nasce, tra l'altro, il livello di fidelizzazione e legame con la destinazione. Vado avanti. Un altro dato è che tutto questo che vi sto raccontando è un continuo crescere nel tempo, non è stato arrestato neanche dai 2 anni della pandemia. Se nel 2016 avevamo il 21% di persone intervistate nell'indagine condotta dalla bravissima professoressa Garibaldi, Roberta Garibaldi, avevano svolto almeno un viaggio con principale motivazione legata alla gastronomia, nel 2021, con 2 anni di pandemia di mezzo, eravamo già arrivati al 55%. Questo dato, ve lo dico io, ve lo leggo in un altro modo, è anche drogato dal turismo di prossimità e da un trend che si è affermato nel 2021 di un turismo molto più legato alle motivazioni slow, però molto significativo, molto importante. E poi sapete la cosa bellissima è che il food tourism c'è dentro, lo consideriamo una nicchia ma è strapiena di nicchie. Dentro il turismo enogastronomico ci sono i food tour, le cooking class, i wine tasting, le visite dei produttori, le esperienze nei mercati di quartiere. E ancora, ci sono i musei del food. Io lavoro in Emilia Romagna, se cercate i food museums ce n'è una miriade, quello della pasta, quello del parmigiano, quello dell'aceto balsamico. E sono degli attrattori importantissimi del territorio. E poi ci sono i social eating, gli eventi di social eating che stavano prendendo piede tantissimo sino al 2020, ma adesso torneremo a farli. Le grandi tavolate, non so se conoscete la grande tavolata che viene fatta ogni anno nella città di Parma, la tavolata dei 1000, ma ce ne sono decine in tutta Italia. E poi gli street food event o i picnic. Non so se qui in Liguria questa moda dei picnic come dire, ha preso piede, ma provate a immaginare, anche giusto per capire qual è la differenza tra un prodotto e un'experience. Cosa c'è di più romantico di un picnic al chiaro di luna seduti sull'erba? E se chiudiamo gli occhi e proviamo ad immaginare questo picnic, com'è? Probabilmente noi abbiamo una tovaglia a quadrettini, bianchi e rossi, abbiamo un vestito alla Rossella O'Hara, c'è tutta un'ambientazione, il chiaro di luna. Ecco, quello lì è vendere un'esperienza, ma vendendo anche i prodotti DOP del territorio. In Emilia Romagna ci sono decine e decine di picnic. C'è il picnic di Borgo dei Guidi, griglie e filari. C'è il barbecue sull'erba che è organizzato da San Domenico a Imola. Stiamo parlando di una cucina 2 stelle Michelin con il picnic. Abbiamo Scamporella. Scamporella è uno dei picnic che ha avuto maggiore successo in Emilia Romagna, è nato nelle colline di Cesena, nella tenuta I Giunchi, ed è nato perché hanno ragionato un pochino sul come ottimizzare il fatto che c'era un'extra produzione di vino. E allora fanno il picnic 2 volte la settimana, costa 40 €, ti danno un cestino con dentro degli assaggi del territorio, open bar per il vino, alcolici a pagamento, 40 € a testa, massimo 400 persone a serata. Si aspetta un mese prima di trovare posto. Ed è un picnic sotto gli ulivi.
E ancora l'esperienza di Barfum. Qui non solo stiamo parlando di un picnic, ma c'è anche, come dire, un'ulteriore invenzione. Questo è il picnic della bellezza. Oltre ai prodotti gourmand serviti dai ristoranti della via, che cosa mettono? Mettono dei prodotti di bellezza. E un profumo che, sapete che cosa è abbinato? Al vino. Ed è un picnic che viene fatto nel prato di Ponte Tiberio a Rimini. E adesso vi faccio vedere invece due dati. Sono noiosi, però ci danno un po' l'idea di che cosa sta succedendo in questo mercato e che cosa dobbiamo fare noi a livello turistico e chi lavora invece per costruire e valorizzare delle esperienze turistiche legate al food. Questa è l'analisi del trend di interesse, di ricerca per la parola wine tasting in Italia negli ultimi 5 anni. È un'analisi che viene fatta con uno strumento aperto, libero, gratuito, Google Trend, che potete usare anche voi e che noi, che siamo del mestiere, utilizziamo per capire dove si sta muovendo il mercato, dove si stanno muovendo gli interessi di ricerca. Quali sono le parole che dobbiamo utilizzare nei siti internet? Quali sono i prodotti che sono ricercati al mercato? Ora, guardate com'è questo andamento qua, che abbiamo visto su tutte le categorie, quindi non specificatamente nel turismo. Ha un andamento che richiama moltissimo l'andamento dei flussi turistici. Ora, guardate quest'altro, unito a vacanze in Liguria insieme a wine tasting come termine di ricerca. Guardate un po' come l'andamento è molto molto simile. E adesso guardate quest'altro, questo mette a confronto l'analisi di alcuni termini che sono cooking class, food tour, wine tasting e food festival. Là sotto in quella cartina viene evidenziato qual è l'interesse delle regioni per i vari argomenti, cioè in quale regione si fanno più ricerche rispetto a quella parola chiave. Allora, se andate a vedere la Liguria, che lì è cercata, food tour e food festival non interessano al territorio, ma il territorio è più interessato a ricerche legate alle cooking class e al wine tasting. Ma se io voglio sapere da quali regione potrebbero provenire, ad esempio, le persone interessate al wine tasting, guardate un po', quelli sono i nostri mercati. Quelle sono le regioni che fanno una ricerca incredibile sui termini wine tasting. Ci vuole poco per capire quali sono le parole che le persone cercano e quindi quali sono i temi che possono interessare. Ora, io non so se voi la conoscete, ma l'Agenzia di Promozione Turistica ha messo a disposizione già dal 2020 una piattaforma agli operatori che si chiama Experience Liguria. È una piattaforma dove trovate, gli operatori possono caricare le experience, possono promuoverle, raccontarle, inserendo tutta una serie di informazioni e attraverso questa piattaforma possono ricevere delle richieste di prenotazioni e richieste di vendita. Tra l'altro c'è un'operazione anche che permette non solo la prenotazione in una data precisa, ma anche l'acquisto di un voucher per le esperienze che può essere regalato o fruito in un secondo momento. È aperta, possono caricare l'esperience tutti gli operatori della Liguria con un modulo open, oppure se non avete dimestichezza anche prendendo contatti con l'agenzia, e dentro ci sono experience di tutti i tipi. E sul food guardate che già la Liguria ha moltissimo da raccontare, sta promuovendo moltissimi prodotti, dalle pesto alle cooking class del pesto, oppure quello che riguarda il basilico direttamente, i ravioli tour experience, il tour degli uliveti. Ci sono tantissime esperienze sul food, anzi è proprio uno degli argomenti insieme all'outdoor sui temi sul quale sta puntando l'Agenzia di Promozione Turistica Liguria. Food e attività outdoor, se ci pensate entrambe
fortemente legati al territorio e alle attività all'aria aperta. Bene, io quindi vi saluto con questo, rimarcandovi che questo legame che abbiamo visto all'inizio fra food e turismo è rimarcato proprio dal fatto che per conoscere un posto il turista, il viaggiatore, vada a fare un'esperienza di gusto, di cibo. Quindi se avete delle proposte, partecipate alla piattaforma, caricatele. Tra l'altro ci sarà fra poco anche la piattaforma nuova online, perché su questo non sono autorizzata a svelare particolari dati, però è concentrato il maggior interesse da parte dei viaggiatori e degli utenti ai quali si rivolge la Liguria. Grazie. Grazie Lidia. Allora, io rimarco sempre il fatto che se ci sono delle domande, ovviamente sono assolutamente gradite. Allora, Lidia ha una delle parole che avrete notato già nel precedente intervento di Febo, anche in questo di Lidia, è il termine dell'esperienza. Allora, parlando di esperienza, io chiamo Giorgio Lazzaretti, che è il direttore del consorzio DOP Liguria. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Il microfono, eccolo là, è quello là. Il microfono è quello là, Giorgio, prendi pure. Allora, a me è piaciuto moltissimo quando il direttore mi ha mandato il titolo della sua relazione, perché è esattamente sul tema, no? Cioè l'importanza della TOP dell'olio nell'esperienza, e vedete che la parola ritorna, nell'esperienza gastronomica della Liguria. Prego. Grazie Carlo, buongiorno a tutti, buonasera. Grazie per questi importanti approfondimenti che vengono svolti grazie alla collaborazione con Regione Liguria dei relatori Leondini e Marongiu, perché hanno aperto un po' uno squarcio, una riflessione che noi da circa 20 anni cerchiamo di sviluppare sempre di più per legare il mondo della produzione agricola, in questo caso l'olio a denominazione di origine protetta Riviera Ligure, con il mondo dell'oreca e con tutto il sistema territoriale che esiste in Liguria, perché ci sia lo sviluppo territoriale e lo sviluppo locale che altrimenti ha delle difficoltà a svilupparsi. Ho preparato una breve presentazione per cercare di far capire quanto, sulla falsariga di quanto già hanno detto i precedenti relatori, in questo caso, nei casi dei prodotti a denominazione di origine protetta, parliamo sì di prodotti reali, fisici, che potete poi anche degustare dei produttori che sono presenti in sala, ma si tratta di valori effettivamente, perché le denominazioni di origine protetta sono indicazioni geografiche. Sono quindi dei nomi legati e protetti al territorio perché sono riconosciuti tali dalla stessa Commissione europea. Commissione europea che non ha fatto altro che proteggere queste produzioni che hanno un legame indissolubile e storicamente accertato con i territori, per dei know-how che si sono sviluppati, per delle caratteristiche qualitative presenti in questi prodotti unicamente perché sono fatti in questi modi, in questi territori. Si tratta di una protezione che viene accordata sui prodotti agroalimentari, sul cibo, sui vini e sulle bevande spiritose. Proprio la settimana scorsa Ismea con Qualivita hanno sviluppato l'ultimo rapporto economico su questo comparto. È un comparto che presenta più di 840 prodotti a denominazione di origine protetta, soltanto in Italia. Questo vi fa capire l'importanza di queste produzioni che per voi sono quelle un po' forse che più conosciute, sono come quelle legate al parmigiano reggiano, al grana padano, al prosciutto di Parma, ma nel caso della Liguria abbiamo, ed è questo l'interesse della Regione Liguria, abbiamo produzioni estremamente importanti come l'olio extravergine di oliva Riviera Ligure, il basilico genovese DOP e le altre produzioni vitivinicole. Sono produzioni che sono protette, come vi dicevo, da accordi prima intergovernativi fra stati proprio per cercare di impedire delle contraffazioni e quindi garantire il consumatore
e gli stessi produttori che fossero garantiti sulla provenienza di questi prodotti. E poi sono state fatte proprie a partire dal 1992 dalla stessa Unione Europea con regolamenti comunitari specifici che si sono evoluti nel tempo e hanno declinato le varie protezioni a livello di indicazione geografica protetta, quando almeno una fase della produzione, della filiera produttiva è realizzata nel territorio, oppure denominazioni di origine protetta, come nel caso dell'olio DOP Riviera Ligure, quando tutte e tre le fasi, quindi nel nostro caso dell'olivicoltura e dell'olio, le olive sono prodotte sul territorio ligure, sono trasformate in olio sul territorio ligure e l'olio viene confezionato in Liguria. Sono produzioni estremamente diverse da quelle che voi riconoscete sul mercato, perché nel caso dell'olio extravergine di oliva non avete una semplice autodichiarazione. Io, produttore Giorgio Lazzaretti, produco il mio olio extravergine di oliva e lo immetto in commercio e autodichiaro che ha queste caratteristiche. Nel mondo delle produzioni a denominazione di origine, quindi prodotti a denominazione di origine DOP o IGP, l'operatore non può immettere in commercio il prodotto con il nome della denominazione senza aver superato tutto un processo di certificazione e controllo che viene sviluppato attraverso ispezioni in campo e poi attraverso analisi e verifiche da organismi di certificazione. Quindi nel caso dell'olio DOP Riviera Ligure avete a monte la conoscenza di tutte le piante e gli ettari coltivati. Nel caso dell'olio DOP Riviera Ligure sono 2.400 all'incirca gli ettari coltivati e sottoposti a controllo da parte dell'organismo di certificazione e controllo, che è un organismo terzo indipendente dai consorzi di tutela e dagli stessi produttori. Quindi una verifica in campo, ettari controllati, piante coltivate perché nel caso del DOP Riviera Ligure sono le varietà autoctone della regione Liguria e l'organismo di certificazione che effettua prelievi prima che l'olio sia immesso in commercio. Come vedete, quindi c'è un controllo sulle materie prime, sugli impianti di produzione, sugli stabilimenti di confezionamento e poi entra a questo punto il consorzio di tutela con le competenze di vigilanza e di tutela e protezione del prodotto sul mercato. Perché al termine della certificazione, quindi dell'immissione in commercio delle bottiglie con la scritta Riviera Ligure e il marchio comunitario giallo e rosso, il consorzio di tutela agisce sui mercati campionando e verificando il prodotto che è stato immesso in commercio con questo nome, ripetendo di nuovo le analisi sensoriali e chimico-fisiche. Come capite, è una doppia garanzia che il consumatore ha sulla qualità e la veridicità dell'origine del prodotto. Come vi dicevo, è un prodotto che vuol dire territorio, perché alla base della protezione dell'Unione Europea su tutti questi marchi che sono proprietà intellettuali, nascono come proprietà intellettuali, ma raccolgono attorno a loro tutti i valori del territorio. Si tratta di cultura, di tradizioni, di capacità di lavoro. Nel nostro caso abbiamo avuto la fortuna, come DOP Riviera Ligure nata nel 97, di avere tutta una filiera dell'olio che storicamente si era fermata nel tempo, diventando una capitale mondiale come Imperia, capitale per produzione e anche e soprattutto per assaggio. Quindi uno sviluppo che nel caso dell'olio DOP Riviera Ligure ha beneficiato anche della competenza delle imprese che già da secoli realizzavano queste produzioni comprando oli anche di altri territori. Nel caso dell'olio DOP Riviera Ligure capite, come vi ho accennato, che si tratta soltanto dell'olio ligure. Come vi dicevo, c'è tutto un patrimonio di storie, di culture e anche di sensazioni che si possono poi trasformare in turismo legate alle varietà delle diverse piante che insistono sul territorio ligure, a partire da ponente, che forse è quella più conosciuta, Taggiasca,
rispetto a quelle di Levante che sono Lavagnina, Razzola, Pignola e poi anche altre. Nel caso dell'olio DOP Riviera Ligure attualmente il disciplinare prevede 3 sottozone, quindi delle micro DOP. Il nome è DOP Riviera Ligure, ma se voi leggete le etichette delle diverse bottiglie trovate Riviera dei Fiori quando siamo in provincia di Imperia e la varietà è Taggiasca. Avete Riviera del Ponente Savonese quando almeno il 50% dell'olio è prodotto da olive di varietà Taggiasca e poi da altre varietà. E poi per le province di Genova e Spezia trovate la menzione geografica Riviera di Levante, quando c'è una composizione con le varietà Lavagnina, Razzola e Pignola. Il piano di controlli, come vi dicevo, è verifiche in campo, controllo dei documenti, verifiche online e registrazioni e poi attestati di idoneità, apposizione di collarini sulle bottiglie e controllo in campo. Per quanto riguarda la filiera, parliamo di circa 1 migliaio di aziende che volontariamente si sottopongono ai controlli e sostengono i costi proprio per poter dichiarare in etichetta che si tratta di un olio ligure. Quindi anche in assenza di una conoscenza del produttore avete la certezza, come nelle altre produzioni, che c'è un organismo di certificazione che verifica la qualità del prodotto e l'origine del prodotto. Il ruolo del consorzio è quello di protezione e tutela, oltre che di promozione della denominazione di origine protetta. All'incirca sono 600 le aziende iscritte al sistema di controllo, oltre alla scritta Riviera Ligure in etichetta e al marchio comunitario giallo-rosso, trovate su ogni bottiglia il collarino giallo numerato che identifica come una sorta di carta d'identità la bottiglia e la produzione. Queste sono le caratteristiche perché ogni olio prima di essere immesso in commercio, come vi dicevo, è prelevato e analizzato dal punto di vista chimico-fisico, ma anche dal punto di vista sensoriale, diversamente da tutti gli altri oli extravergini che sono soltanto autodichiarazioni. In ultimo, volevo legarmi a quanto è stato detto prima, per far capire a voi che siete nel mondo della ristorazione, del commercio, quanto sia importante per lo sviluppo del territorio, quindi unirsi, perché c'è la necessità di sviluppare, cosa che non è ancora avvenuta nel mondo degli oli in questi 20 anni, da quando sono nati, perché avete 49 oli a denominazione di origine protetta in Italia. Pochi sono conosciuti, soprattutto il valore di produzione immesso in commercio è estremamente limitato rispetto al prodotto generico extravergine che trovate sugli scaffali dei supermercati o dei punti vendita. Perché non c'è ancora la cultura del prodotto e non c'è stato un salto culturale proprio nel cercare di capire che anche gli oli possono sviluppare le potenzialità che avevano e hanno sempre i vini e che sono riusciti a legarsi al territorio. Probabilmente molte volte si cerca la scorciatoia di parlare delle varietà e allora si tende a dire oli di questa varietà per legarsi al territorio, ma se voi guardate bene, è stato approfondito in una presentazione dell'Atlante Qualivita, la Lectio Magistralis del professor Montanari e Cottarelli, ha detto: se andiamo in Toscana a bere del vino, è tutto sangiovese, ma non viene presentato come sangiovese, viene presentato come Brunello di Montalcino, come Chianti Classico. Sono i territori che rendono diverso questa produzione. La tendenza negli oli, ahimè, non è quella ancora di giocarsi il territorio e di far capire quanto è diversa questa varietà quando è abbinata allo stesso territorio. Nel nostro caso vi parlo sul ponente Ligure, abbiamo il problema della Taggiasca. La Taggiasca, ahimè, sia come olive che come olio sta arrivando da altre regioni d'Italia, legittimamente perché è una varietà, ma nessuno potrà rubare il termine Riviera Ligure.
il termine del territorio, microterritorio, dove è realizzata veramente la Taggiasca, piuttosto che la Lavagnina, la Razzola e la Castelnovina. Chiudo dicendo che i produttori, come è dimostrato anche oggi con la presenza dei due produttori, sono a vostra disposizione per cercare di approfondire sempre di più il prodotto, la conoscenza a livello qualitativo, anche se non è facile come con il vino raccontare l'olio, ma c'è la possibilità di andare a spiegare le diverse fasi produttive, i momenti dell'agricoltura, la gestione dell'oliveto, perché diventi veramente un business non soltanto per i produttori che ancora adesso non sono forse in grado di spiegare appieno le potenzialità e quindi rendere ancora più attraente questo prodotto, ma come albergatori, ristoratori, potete legarvi a loro per cercare di sviluppare quello che è sempre, emerge sempre di più, che è il valore del turismo enogastronomico. Se voi guardate anche nel mondo del commercio, lo dicevamo negli altri incontri, si tende sempre di più a parlare di prodotti locali a filiera corta. Anche tutti questi cambiamenti che sono stati citati prima, che avvengono nei settori del commercio, avvengono anche negli stessi comportamenti d'acquisto dei consumatori, e c'è sempre di più la tendenza ad andare verso la sostenibilità ambientale, a cercare di privilegiare filiere corte per combattere cambiamenti climatici, tutte le problematiche che abbiamo vissuto purtroppo anche a livello di pandemia. L'olio a denominazione di origine protetta è l'olio del vostro territorio, quindi potete sviluppare una filiera e far diventare ancora più attraente il territorio della Liguria con tutti gli oliveti che ci sono. Grazie, grazie mille Giorgio. Allora, ci tenevo anche a dirvi una cosa. Come vi dicevo già all'inizio, il progetto di Liguria Food Ambassador, prendi il microfono Giorgio, poi lo diamo alla regia, riguarda le 3 DOP Liguri, e abbiamo deciso in ognuno degli incontri di dare come dire, lo spazio e la relazione a una delle 3 DOP. Per cui oggi abbiamo parlato di olio, domani saremo alla Spezia e parleremo di vino, dopodiché lunedì prossimo saremo a Genova, parleremo di basilico. Tra l'altro ho visto prima, io con queste luci scusate ma non vi vedo in faccia, ho visto prima anche il direttore Gianni Bottino, è lui, eccolo, del Consorzio del Basilico, quindi intanto grazie di essere qui. Allora, grazie Giorgio della relazione, poi ovviamente come dico a tutti, se no poi li interroghiamo, cerchiamo anche un confronto con i presenti. Bene, allora abbiamo parlato di trasformazioni del mondo Horeca, abbiamo parlato di destination management, quindi abbiamo parlato di turismo. Adesso entriamo invece, cominciamo a entrare nel campo invece dei protagonisti del mondo dell'Horeca, e abbiamo 3 protagonisti qui oggi. Allora, inizierei con un local, come si suol dire. Daniele, vieni con me. Allora, Daniele Ballarini, professionista del mondo Horeca, ristoratore qui a Sestri Levante, titolare dei Vinacceri, quindi proprio un'esperienza importante di connubio tra mondo dell'Horeca e produttori locali, giusto? Confermo. Bene, a te la parola, grazie Daniele. Si sente? Perfetto, vai. Buonasera a tutti, appunto sono Daniele Ballarini, sono rimasto ancora scioccato dalla Ravioli Experience, ormai ho solo quella in testa, devo farla. Dunque, quello che farò io adesso semplicemente sarà raccontarvi il nostro punto di vista di prodotto, di esperienza e di località da visitare. Noi siamo in attività da 150 anni e abbiamo già notizie dei nostri avi che gestivano il Gran Caffè Cursal a Pavia e l'Hotel Croce Bianca. Oggi abbiamo la Sciamanda dei Vinacceri Ballerini, proprio qua in Carugio, assieme ad Aragosta d'Oro, Cantina Casa delle Compere, 1000 lire, e l'ultima apertura che abbiamo fatto è quella del Don Luigi. Dunque, a noi piacciono le sfide e volevamo fare dei locali simili in località diverse, che è un po' quello che aveva fatto McDonald's. Ecco, ci siamo sbagliati e abbiamo fatto locali diversi nella stessa località, anche perché tutti i nostri locali sono nel raggio di circa 30 metri. Voi siete abituati, non è facile stare qua. Vai, che vai bene.
Dunque, nel nome di uno dei locali c'è proprio la chiave di quello di cui andremo a parlare. La sciamadda dei vinaceri ballerini. Dunque, noi siamo gli ultimi vinaceri rimasti, grazie all'Associazione Amici dell'Eudo qua di Seste Levante, che ha rimesso in mare il Leudo Il Nuovo Aiuto di Dio nel 2012 e abbiamo ricominciato a viaggiare con il Leudo come facevano i nostri nonni, per acquistare vino. Sì, perché una volta il vino che si beveva qui, diciamo, visto che quello che si produceva non era abbastanza, oppure ne bevevano troppo rispetto a quello che si produceva, e allora si andava a prendere il vino con questi leudi, queste imbarcazioni per mare. Si arrivava addirittura sino in Sicilia. Diciamo che una delle tratte più famose era quella dell'Elba per andare a prendere l'Aleatico. I viaggi solitamente venivano fatti da ottobre in poi, proprio perché i venti portanti di quel periodo consentivano di muovere queste grosse barche cariche anche con 30 tonnellate di vino. In verità non era vino quello che veniva trasportato qua da noi, ma si trattava di mosto, e a quella povera uva che stava lavorando si faceva tutto quello che non andava mai fatto e che un bravo cantiniere non farebbe mai al vino, ovvero metterlo a contatto con la salsedine, fargli prendere del sole, lo scarroccio della barca che lo agita. Ecco, il vino che arrivava da noi aveva tutto questo processo. E poi, una volta tirati i leudi a terra, i leudi, queste imbarcazioni qua appunto, fungevano da cantine vere e proprie, e quindi continuava questo processo di maturazione del vino in questa circostanza un po' particolare, e invece le botti che venivano caricate sopra coperta venivano gettate in mare e poi avvicinate alle varie cantine. Diciamo che per darvi un'idea di quella che poteva essere la qualità del vino che veniva bevuto qua, sta in questo piccolo aneddoto, in questo toponimo simpatico che gli abitanti di Sestri hanno dato alla via delle cantine dove veniva depositato il vino, ovvero la via dell'aceto. Dunque, veniamo però al giorno d'oggi. Noi adesso abbiamo ripreso questo processo, ovviamente con qualche attenzione in più verso il prodotto e verso il vino, e abbiamo voluto, grazie alla collaborazione con molti produttori locali che hanno avuto la pazienza, la voglia di ascoltare quelle che erano le nostre idee, quelle che erano le nostre invenzioni, ci hanno permesso di produrre dei prodotti unici, delle collaborazioni uniche. Ad esempio noi abbiamo nella più antica miniera di rame d'Europa, che si trova qua a Masso, un'anfora di 319 litri, poi vi spiegherò perché 9 litri, se avremo tempo, perché è simpatico, appunto dentro quest'anfora all'interno della miniera, e lì facciamo invecchiare diversi vini. Nel corso di tutti questi anni con la mia famiglia abbiamo conosciuto produttori di ogni zona d'Italia. Traduco, abbiamo bevuto fiumi di vino. Abbiamo stretto rapporti che poi col tempo sono diventate vere e proprie amicizie, e passando il tempo ci siamo accorti di una cosa, che i produttori liguri facevano fatica ad emergere. Voi che le produzioni in Liguria sono piccole, ci sono produttori che non superano le 300 bottiglie, c'era un produttore di moscatello di Taggia che appunto non superava le 300 bottiglie. Voi per la distanza e la difficoltà che si ha comunque in Liguria, proprio per la logistica della regione, e essere rimasti anche indietro in alcune occasioni per tutto il discorso di denominazione di origine controllata, che ci siamo dati anche la zappa sui piedi in qualche occasione. Dunque, i produttori liguri difendono un territorio con molta più fatica di altri. Avete un'idea di quella che potrebbe essere lo scenario delle Cinque Terre. Però noi quando andiamo in un ristorante in Piemonte, bevi vino piemontese. E allora, o quando vai in Toscana, trovi solo il toscano, il discorso che era stato fatto poc'anzi con Sangiovese.
Allora, da bravi bilancieri, appunto, abbiamo iniziato una meticolosa ricerca di produttori del nostro territorio. Traduco, abbiamo bevuto altri fiumi di vino. E siamo arrivati ad avere nei nostri ristoranti una carta vini ligure con oltre 200 etichette, proprio per dare un valore al nostro territorio. Perché abbiamo fatto questa ricerca? Perché volevamo dimostrare alle persone che venivano all'interno dei nostri locali che la Liguria non è soltanto Pigato, Vermentino, Cinque Terre, ma c'è tutta una serie di altre piccole realtà che invece vale la pena di valorizzare. Tutte qualità che meritano di essere conosciute, ma soprattutto bevute. Tutto quello che faceva parte del discorso storytelling è molto bello, perché quando tu poi vai a conoscere questi produttori senti storie veramente interessanti, la botte antica del nonno di Chaquetra, come veniva fatto, come veniva fatto, gli anni in cui poteva essere fatto, ed è tutto un valore aggiunto che si può dare alle nostre attività e che vale la pena di essere conosciuto. No, ma confermo quello che si dice, cioè torno al tema che diceva Febo prima, cioè tu, piccolo produttore, non vendo a te una bottiglia, vendo tutto un sistema di servizio che è quello storytelling, che consente a te di raccontarlo al cliente e di vendere il prodotto. Era esattamente quello che quando uno va a vendere il prodotto deve considerare. Quindi una quota prodotto, una quota racconto experience che trasferisco al canale Oreca in questo caso, affinché il prodotto possa essere a sua volta raccontato e venduto. Quindi sono le due le voci. Quindi quello che per noi è il bello della Liguria è anche questo, conoscere prodotti e persone che comunque nelle loro difficoltà hanno creato appunto questi prodotti unici. Una difficoltà che però ti fa sembrare di aver scoperto un tesoro, tutto per te, un tesoro che tu poi puoi trasmettere ogni volta e poter vivere pieno un territorio che sa emozionarti ogni minuto, in cui hai la fortuna di assaporarne l'essenza. Questo è un po' quello che è la nostra idea. Nel caso mi avevi detto, ok, ci sono del gatto. No, resta. Io avrei una domanda. Io ho incontrato il tuo ristorante oggi per la prima volta, però entrando sulla destra ho visto una serie, una rastrelliera con delle cassette di frutta, che in realtà con tutta questa storia c'entrano, sì, per carità, ci può essere anche l'uva nelle cassette, ma non c'era. Ecco, da dove arriva? Perché è bellissimo il ragionamento, cioè tutto quello che mi hai raccontato sul perché si chiama così uno dei tuoi punti vendita, però dentro c'è qualcos'altro ancora, secondo me, che mi puoi raccontare. Volentieri. Sarò breve. Il progetto Shamadda nasceva a seguito di una serie di vicissitudini. Avevamo la necessità di fare un ristorante di un certo tipo, di una certa misura, di una certa grandezza, e avevamo trovato appunto questi 4 fondi adiacenti e riuscivamo a creare il ristorante. Il ristorante era composto da 2 magazzini, un negozio di tappeti e un ex alimentari. Quando abbiamo iniziato i lavori, piano piano tutte le persone che abitano, noi siamo su quella che viene chiamata l'isola di Seste Levante, l'isola che viene collegata alla terraferma dall'istmo che si è creato negli anni e poi è stato successivamente edificato. Ecco, noi eravamo l'ultimo punto vendita, l'ultimo alimentare in quella zona, e tutte le persone del centro, passando mentre facevamo il cantiere, ci dicevano: ma no, chiude l'ultimo negozietto di quartiere, com'è possibile? E lì ci siamo un po' messi la mano sulla coscienza e abbiamo detto: caspita, stiamo facendo questo. E abbiamo voluto trovare appunto una chiave di lettura diversa. Abbiamo deciso di utilizzare un quarto della struttura a negozio, quindi tutte le persone del centro possono arrivare da noi e avere i prodotti di prima necessità, lo zucchero, il latte, il caffè, veramente un micronegozio, e valorizzare il territorio andando a cercarci appunto tutti i produttori locali con i quali siamo riusciti a stringere delle collaborazioni e inserire prodotti locali e avere una piccola boutique di prodotti liguri, proprio ancora in centro. Quindi abbiamo messo insieme queste due cose. Grazie mille, grazie a tutti del vostro tempo.
Grazie Daniele, no, era una bella esperienza la tua, oltre che di essere di Sestri, mi piaceva proprio anche la storia dei vinacceri, perché di nuovo lì si ricollega tutta la storia dello storytelling, eccetera, ma soprattutto per ricollegarti alla prima relazione, cioè prodotto fisico, sì, ma c'è lo storytelling, che è uno strumento di vendita, e come tale va considerato nel conto economico di un'azienda. Grazie Daniele. Grazie a te. Allora, ancora due protagonisti, sempre nel mondo dell'Oreca, però questi stranieri, perché non sono qua di Sestri, arrivano da Genova. Allora, la prima, Laura Gazzolo. Allora, Laura Gazzolo, direttrice del Hotel AC Hotel di Genova. Direttore molto particolare, perché anche all'interno di una catena alberghiera importante come AC, come tutte le grandi catene alberghiere, sono fortemente standardizzate, per cui il rischio è sempre di trovarsi in un albergo molto bello, ma uno entra, potrebbe essere ovunque, no? A Cuneo, piuttosto che a Genova, eccetera. Invece no, Laura ha fatto dei prodotti del territorio uno strumento importante dell'accoglienza verso i propri ospiti, andando proprio a qualificare la propria proposta. Ecco, ci piacerebbe molto che ce lo raccontassi. Grazie Laura. Bene, dunque, dopo tutti questi racconti molto interessanti, io in realtà stavo indietro, mi avete detto che devo stare indietro, volevo in realtà raccontarvi semplicemente quello che può accadere a chiunque di voi. Io immagino che siate operatori di questo settore, quindi sarete ristoratori, albergatori, insomma commercianti, e quindi a me è successo una cosa abbastanza istintiva, perché prima di tutto sono state due cose che mi hanno influenzato. L'uno è proprio quello che io rappresento un prodotto, cioè il mio albergo è un prodotto che è replicato in tante destinazioni in modo identico. Cioè il cliente che viene da me sa che troverà lo stesso tipo di prodotto, lo troverà a Brescia, a Torino, a Milano, eccetera. Quindi questo mi ha fatto riflettere. Da un lato per me è un punto forte, perché chi sceglie di venire da me sceglie perché vuole avere delle certezze, vuole sapere di trovare un certo tipo anche di esperienza, nel senso che comunque i servizi dell'hotel, il fatto di trovarsi in un certo tipo di ambiente, anche quello è, è una scelta, perché i turisti o le persone che si muovono anche per lavoro scelgono dove fermarsi in base anche a delle proprie preferenze. Quindi uno può scegliere di stare in una struttura come la mia, quindi con degli standard certi, oppure di fare esperienze sempre diverse in ogni località. Però io ho detto, certo, è bello questo, no? Io so di andare in un albergo, so che cuscino trovo, so che letto trovo, so che trovo le cose che ho tutti i giorni, e quindi non mi devo preoccupare più di tanto. Però secondo me nel momento in cui una persona varca la soglia di una struttura ricettiva si apre un mondo, nel senso che la persona che arriva in una località poi è chiaro che è incuriosita di ciò che gli gira intorno, no? Quindi anche nel mio ambiente, che poteva sembrare così diciamo anche un po' asettico, era bello invece che cominciasse un'esperienza, perché ovviamente nel momento in cui tu arrivi nell'hotel è il primo momento in cui tu sei in un territorio, in una località, e quindi devi cominciare a vivere l'esperienza. Quindi mi sono detta che dal punto di vista del food and beverage, non solo, poi vi dirò, era carino che io introducessi o dedicassi comunque uno spazio importante ai prodotti locali. Quindi ovviamente ho cominciato dalla lista dei vini, perché mi sembrava che questo fosse anche un atto doveroso nei confronti di proprio dei prodotti che spesso invece in questo territorio erano sempre messi un po' diciamo in fondo alla lista, no? E lo dico perché tra l'altro sono figlia di ristoratori e di Riviera, quindi diciamo che sono cresciuta in mezzo anche a un certo ambiente, e quindi ho deciso di fare questa scelta. Dopodiché ho cominciato a chiedere insieme al mio chef di dare un'attenzione particolare ai prodotti, quindi banalmente la trofia al pesto che si trova nei menù di, penso tutti noi, chi ha la trofia, chi ha la trenetta, insomma tutto quello che ci può essere, beh io ho scelto che fosse specificato nel menù che il basilico era basilico DOP. E sinceramente
andando alla ciccia poi del discorso, perché poi alla fine dobbiamo poi pensare a quello che facciamo e ai conti che tornano, ho pensato che una piccola differenza di prezzo, perché comunque ovviamente nel momento in cui utilizziamo dei prodotti che sono prodotti di qualità, conosciamo la filiera eccetera, il prezzo ovviamente sale un pochino, però quello che ho capito è che chi veniva da me e voleva mangiare il piatto col pesto lo vuole mangiare buono. Altrimenti che esperienza è? Quindi se alla fine quel piatto costa leggermente di più di quello che magari si può trovare nella media, non ha fatto la differenza. Almeno io vi posso dire che non l'ha fatta, cioè io il prezzo l'ho alzato, ho usato i prodotti DOP e non c'è stato questo problema. Ora voi potete pensare, vabbè, il livello dell'albergo assolutamente non è così. Questo perché lo voglio dire perché la mia è una struttura, è vero, di livello internazionale, però dove spesso le persone vengono per lavoro e dove hanno anche dei budget di spesa. Quindi stiamo parlando anche di situazioni in cui i costi vengono controllati anche, no, da chi spende, che magari in vacanza uno lo fa, ma leggermente meno. Eppure io quello che ho notato nelle mie statistiche, nei controlli, è che quel piatto lì, fatto in un certo modo, alla fine la gente lo prende più volentieri. E ancora di più dovete riflettere che io sono un hotel, un albergo, in più business, dove la gente spesso entra e dice il ristorante chissà com'è, no? Mangiamo qua, ma no, andiamo a mangiare fuori, magari chissà, no. Quindi ancora di più per me era vitale che specificassi e dessi delle garanzie del prodotto che trattavo. La mia esperienza ovviamente sono qua perché è un'esperienza positiva e che mi ha dato riscontro dal punto di vista proprio della vendita, nel senso che comunque il mio ristorante lavora abbastanza bene e non solo con le persone che sono dentro all'hotel ma anche persone da fuori, e poi mi ha dato la soddisfazione anche di goderti queste cose, perché poi alla fine il sacrificio che fa un ristoratore, no, nel dedicare tempo alla ricerca o alla scelta del prodotto ti dà il riscontro piacevole del cliente che lo apprezza. Vi racconto ancora una cosa perché poi oggi siamo in tanti, abbiamo parlato tanto, breve. L'anno scorso abbiamo fatto un giochetto simpatico che almeno a qualcuno è piaciuto. Durante l'estate io ho clientela più ovviamente di turisti che vengono a vedere la Liguria, Genova in particolare. Ho deciso che di fianco ai vini liguri nel mio menu c'era un QR code che per quelli che, come si dice, smanettano un po' di più, lo inquadravano e usciva fuori esattamente la mia cameriera o il mio cameriere che erano lì nella sala, diciamo, usciva fuori un video dove il cameriere descriveva quel vino e il perché o il perché abbinarlo ad un piatto piuttosto che a un altro. Ovviamente non dalla scienza infusa, cioè non era una cosa molto seria, era semiseria, e questo devo dire che è un'esperienza che è stata anche un po' un mio, diciamo, tributo al fatto che l'anno scorso comunque abbiamo avuto tanta gente, come immagino anche Sestri Levante abbia lavorato tanto durante l'estate, non avevamo tanto tempo di raccontare delle storie al tavolo e quindi io ho detto vabbè, le prepariamo queste storie, poi se le persone magari durante l'attesa vogliono ascoltarsele e vedere il video lo possono fare. Insomma, questa è la mia, diciamo, piccola esperienza che ho portato oggi. Grazie Laura, grazie mille. Allora, parliamo sempre di esperienza. Allora, intanto il microfono, no, quello lo puoi tenere perché forse uno è già sanificato, eccolo qua. Allora, Roberto Panizza, eccoti qua, microfonato. Allora, Roberto, titolare del ristorante Il Genovese di Genova, nonché organizzatore del campionato mondiale del pesto e anche, aggiungo io, forse uno tra i primissimi player che poi sono diventati importanti nel tempo sul tema dell'e-commerce, ormai non solo più in Liguria, player assolutamente nazionale. Allora, Roberto, ci tengo a leggerlo perché mi è piaciuto molto quando lui mi ha mandato il titolo del suo intervento. Intanto l'avventura del ristorante Il Genovese attraverso il racconto del territorio e poi il tema che si ricollega assolutamente, i prodotti DOP come leva di marketing della ristorazione, perché questo è un po' il tema. Grazie Roberto. Certo, grazie Carlo. Sì, arrivo ultimo, è già stato detto tantissimo, ma questo mi ha
stimolato un pensiero, e cioè ascoltando il racconto, scusa non ho memorizzato ancora, ci metterò mesi, il racconto di Daniele, no? Del fatto che molto vino veniva prodotto sul posto, ma altrettanto veniva comprato e portato qui. Cioè questo percorso di valorizzazione del territorio attraverso i suoi prodotti non è che sia nato da sempre, cioè è un qualcosa che stiamo scoprendo ed evolvendo adesso, questi ultimi 20 o 30 anni. E questa è una cosa, diciamo, significativa. Chi si approccia a questo mondo in questo momento, no, trova tutto abbastanza così schematizzato, fai così, fai cosa, usa questo, usa quello, e anzi qui siamo, diciamo, siamo alla punta dell'iceberg, no? Forse, come dicevo prima in battuta, forse le persone che sono qui non sono quelle che devono essere convinti, quelli che devono essere convinti dell'importanza di questo tipo di valorizzazione del territorio e della valorizzazione dei prodotti sono quelli che non ci sono purtroppo, che dovremo andarli, no, a stanare uno per uno, ma comunque e quindi questo qui è un percorso che parte da lontano. Allora racconto un aneddoto che avevo già raccontato precedentemente. 1992, prima crisi economica, avevo il mio negozietto nel centro di Genova, stavo lavorando, no, un po' così per dargli un'identità, ma non esisteva slow food, non esistevano tante cose, no? Cioè tanti argomenti erano ancora in una fase embrionale, per cui parto nell'88 con i prodotti etnici, poi li abbandono, poi comincio a fare una ricerca sui prodotti della Liguria, perché mi rendo conto che mancavano questi prodotti, e 92, primo momento di crisi economica in Italia, crolla la lira, arriva il TG3, mi fa un'intervista su come sta andando il Natale, era il periodo di Natale, dico ma io bene, non mi posso lamentare, stiamo lavorando molto con i prodotti tipici, perché così si chiamavano, e quindi sono contento, insomma le cose stanno funzionando bene. Ma approfondiamo, raccontiamo un po'. A mezzogiorno, questo era successo al mattino, esce un titolo sul TG3 regionale, era i prodotti tipici battono la crisi, e poi c'era questo servizio di questa cosa. Allora era il 92 ed era un evento dire che vendere pesto è meglio che vendere salsa di pesce cinese. Perché era un argomento che era in divenire ed era il 1992. 30 anni fa giusti. Adesso siamo arrivati qui, come diceva prima chi mi ha preceduto, no? ogni assessore al turismo d'Italia, no? Racconta che i prodotti tipici sono la chiave per coinvolgere il turista, eccetera. Quindi diciamo che è un concetto che si è diffuso. In realtà poi quando entriamo, no, nei ristoranti, nei locali, non sempre c'è questa attenzione, c'è questa così cura. C'è da dire che anche nell'enologia, per esempio, c'è stata una crescita altissima, no? Possiamo dire negli ultimi 10 anni, che ha aiutato sicuramente il movimento. Ancora io patisco quando vedo in una carta dei vini in un ristorante in giro per l'Italia tutta l'Italia tranne che la Liguria, ma è anche vero che ne facciamo così poco che probabilmente non c'è neanche mai stato lo stimolo da parte dei produttori di andare fuori, no? E raccontarlo e venderlo, al di là del prezzo che può essere, no? Un centesimo più o meno, un euro più o meno elevato, ma nel vino poi queste cose vengono assorbite, assimilate, non sono mai un problema. Però c'è stato un salto generazionale che ha fatto sì che questo prodotto ormai abbia una dignità assoluta e possa reggere il confronto con le sue caratteristiche, con la sua dimensione, con qualsiasi altro prodotto in Italia. Per ritornare indietro, l'esperienza poi del negozio ha portato all'esperienza del genovese, che si chiama, poi non devo insegnare niente, qui c'è gente insomma, che può insegnare a me, ma insomma io racconto dal mio piccolo punto di vista. Il genovese cucina ligure, quindi è molto identificato, no? Non lascia spazio ad equivoci. All'esperienza poi di quella ricerca sui prodotti locali siamo arrivati alla produzione del pesto, siamo arrivati all'organizzazione del campionato mondiale di pesto, proprio perché faceva parte un po' di tutto un mondo, no? Tutto un sistema. Quando ci entri dentro poi
capisci e conosci i legami, l'e-commerce, la focaccia che veniva venduta sul sito durante il lockdown, cioè entri veramente in un mondo dove le connessioni poi si fanno sempre più vicine, sempre più complete e ricche. Uno degli elementi sicuramente che ha dato forza, diciamo, al progetto del genovese, che si sta a poco anche un pochino allargando, è stato proprio, secondo me, quello della coerenza. Siamo riusciti a comunicare con un'insegna un certo tipo di locale. Nel 2010 forse certi argomenti in ristorazione venivano dati abbastanza per scontati, ma non erano ancora così marcati, così identificati. A Genova il turismo, diciamo, ha cominciato a essere un po' più intenso qualche anno dopo, forse non so se no, 2013-2014 abbiamo cominciato a vedere un po' più di spinta sotto questo motivo, ma noi c'eravamo e l'abbiamo proprio visto crescere. Il primo anno abbiamo chiuso d'estate ad agosto, adesso agosto è probabilmente, se non è il primo, è il secondo mese più importante dell'anno, sicuramente per numero di coperti può essere il primo mese. Poi il turista giustamente magari è fuori tutta la settimana, tutti i giorni, consuma un po' meno, spende un po' meno. E lì vediamo perché c'è la sostituzione. I genovesi vengono a Sestri e i lombardi vengono a Genova e quindi c'è proprio il cambio. Però diciamo che l'elemento che ha dato poi forza appunto al progetto è stato proprio quello dell'identità, della coerenza, l'uso dei prodotti liguri, l'uso dell'olio DOP, solo al tavolo, perché insomma in cucina, in una trattoria comincia a diventare un pochino oneroso, poi lo sappiamo, dobbiamo anche essere realisti, a parte che non ce n'è, per cui a volte no? Se andassimo a chiedere oggi 1000 litri o 1000 kg di olio, di olio DOP, avremo dei problemi enormi, cioè o meglio problemi, rischieremo anche degli schiaffi perché penserebbero che li stiamo prendendo in giro. E non parliamo del basilico, non parliamo che invece è molto più accessibile, nel senso è molto più assimilabile nel food cost di un ristorante, e poi vabbè il vino che è proprio la cosa più rappresentativa. Noi avevamo addirittura diviso la nostra carta, c'era Liguria e poi il resto del mondo con tutti i vini che non erano liguri, proprio per dare centralità alla proposta della nostra regione. E ancora oggi sono quelli che funzionano di più, perché al genovese con le trippe ti viene da bere un rossese, magari un altro vino lo vedi un pochino più distante, ma non parliamo poi del pesto, di cos'altro. E quindi diciamo che la coerenza è stata quella che ha dato forza e che ancora adesso insomma ci sta accompagnando un po' in questa direzione. L'obiettivo futuro è quello di integrare tutto questo lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi anni e quindi sempre di più integrare quello che è il ristorante, l'e-commerce, i negozi, e cercare di avere sempre di più un qualcosa che sì possa prendere il genovese e il foresto, diciamo, nel momento del ristorante, e poi e viceversa portare dal negozio al ristorante, dal ristorante al negozio, e mantenere poi il rapporto sempre più stretto con l'e-commerce. Non è semplice perché sono mestieri diversi, ognuno con le proprie specificità, le proprie caratteristiche, ma probabilmente insomma è quello che dovremo fare per il futuro. Grazie, grazie Roberto. Bella testimonianza. Siediti. Bene, allora noi abbiamo finito un po' con le nostre relazioni. Vedo che non ci sono state domande nel mentre. Allora facciamo una cosa. Intanto ringraziamo Agenzia in Liguria ovviamente per l'ideazione di questi incontri. In questa sede il Consorzio dell'Olio che ci ha accompagnato. Domani, come vi dicevamo, nell'incontro di La Spezia avremmo Enoteca Regionale della Liguria, nell'incontro di lunedì il Consorzio del Basilico DOP. Allora, per sciogliervi un po', abbiamo preparato un simpatico aperitivo che trovate alle vostre spalle, così magari con un assaggio con un buon bicchiere di vino, un po' d'olio e del basilico, del pesto, magari suscitiamo, se volete, qualche vostra curiosità con i relatori. Grazie mille a tutti e buona serata.